Piove sul bagnato, quello dei rifiuti al comune di Agrigento diventa sempre più terreno scivoloso. Contratto del nuovo bando ancora non firmato. L'ATI è giudicataria della gara d'appalto che vuole vederci chiaro. I 14 netturbini licenziati che protestano e adesso quelli che sono in servizio pronti a fermarsi per rivendicare le spettanze arretrate. Lo hanno annunciato le organizzazioni di categoria di CGIL, CISL e Will Trasporti. Hanno proclamato lo sciopero dei lavoratori nel settore igiene ambientale per lunedì prossimo. E questo dopo essere state consumate le tappe di avvicinamento. Lo scorso 17 settembre, scrivono i sindacati, è stata avviata la procedura di raffreddamento ai sensi della normativa vigente riguardo l'avvertenza dei lavoratori per discutere sul merito dei mancati pagamenti delle spettanze. Sono state convocate dalla società Iseda, mentre le altre società componenti, l'Associazione Temporanea di Imprese, non hanno ritenuto di convocare le organizzazioni sindacali, facendo scadere il periodo previsto per il tentativo di raffreddamento. Procedura chiusa negativamente, fanno sapere le organizzazioni sindacali qualche giorno fa, precisamente il 24 settembre. I lavoratori devono percepire lo stipendio del mese di agosto e non hanno ricevuto alcuna rassicurazione rispetto ai pagamenti e nessun chiarimento, sottolineano ancora le organizzazioni sindacali, in merito a tale inadempienza che si verifica tutti i mesi. Da qui la decisione di CGIL, CISL e Will Trasporti di scendere in piazza per far sentire la loro voce a difesa degli operatori ecologici del comune di Agrigento. Alla manifestazione è molto probabile che si aggregheranno i netturbini ai quali è stato dato il ben servito.